Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Ho trasmesso oggi alla Presidente del Consiglio Meloni la richiesta dell'attivazione dello stato di emergenza nazionale. Il maltempo che ha flagellato in questi giorni la regione del Veneto e l'intero nord Italia ha provocato danni gravi e diffusi, oltre il ferimento di numerose persone. Chiediamo al Governo il riconoscimento di un'emergenza che per gravità, estensione e durata ha assunto un rilievo di carattere nazionale e la possibilità di accesso al Fondo di solidarietà previsto per i danni catastrofali. Sono le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il documento è stato trasmesso nelle scorse ore agli uffici di Governo. E rimanendo in argomento, il sindaco di Dolo ha convocato venerdì 28 luglio alle 16 un tavolo di lavoro in municipio dedicato all'emergenza maltempo. All'incontro sono stati convocati i primi cittadini dei comuni rivieraschi colpiti dai devastanti eventi dei giorni scorsi, oltre ai consiglieri regionali e ai parlamentari che risiedono in zona. L'amministrazione dolese punta a concordare con i rappresentanti delle istituzioni invitati all'appuntamento un impegno trasversale nella gestione delle problematiche legate al rimborso dei danni al patrimonio pubblico e privato dovuti al maltempo. Cambiamo argomento. Al momento si registrano 2 nuove manifestazioni di interesse che potrebbero garantire una soluzione produttiva ed occupazionale per lo stabilimento le cui produzioni sono attualmente sospese. È quanto emerso dal tavolo di aggiornamento coordinato dall'unità di crisi aziendali della Regione Veneto e riferito al processo di reindustrializzazione del sito AkzoNobel di Peseggia Scorzè, a cui hanno partecipato le rappresentanze sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, l'azienda e l'advisor. Il tavolo si riunirà nuovamente il prossimo 13 settembre. Nel primo semestre di quest'anno nel territorio comunale di Venezia gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato 18.089 controlli contro l'abbandono dei rifiuti, fornendo anche 125 informazioni ai cittadini su come differenziare correttamente i materiali. Nel corso di queste ispezioni sono state elevate 1.095 contravvenzioni per abbandono dei rifiuti o per errato conferimento dei materiali della raccolta differenziata. Inoltre gli ispettori ambientali hanno eseguito, in accordo con gli uffici amministrativi di Veritas, 1.252 verifiche sul corretto pagamento della Tari. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.